Rive Divine 2025, nuova edizione dei percorsi enogastronomici alla scoperta delle peculiarità del nostro territorio. Siamo in compagnia del presidente della Proloco di Vittorio Veneto, Flavio Uliana. Quali sono le novità di questa edizione? La novità di questa edizione è stata il percorso che abbiamo svolto ieri sera. È stato un percorso emozionante con arrivo all'osservatorio astronomico e lì abbiamo potuto ammirare delle stupende immagini tratte appunto dal telescopio dell'Associazione Astrofili. Da 11 anni Rive Divine vuole promuovere le aziende enogastronomiche del Vittoriese. Quest'anno ha proposto 6 percorsi che coinvolgono 5 comuni all'interno di una conca meravigliosa fatta di colline dal panorami stupendi. I comuni interessati oltre Vittorio Veneto sono Fregona, Colle Umberto, Cordignano e Conegliano. Assessore, nuova edizione di Rive Divine, come sta andando e quali sono le caratteristiche di questa nuova edizione di Rive Divine? Direi che sta andando bene. Il gruppo che ha fatto la principale novità di quest'anno, quindi l'uscita serale del sabato fino all'osservatorio astronomico di Piadera, partendo da Fregona e transitando per le grotte del Caglieron, è stato molto soddisfatto del percorso e anche di quello che ha potuto apprezzare sia in termini di conoscenza del territorio sia in termini di conoscenza dei prodotti enogastronomici della nostra area. Anche questa mattina stanno iniziando a partire i 5 percorsi della domenica che visiteranno non solo il comune di Vittorio Veneto e le sue aziende, ma anche i comuni limitrofi, per cui sicuramente è un piacere poter dare loro buona partenza per il percorso, che comprende, altra novità di quest'anno, anche un percorso dedicato ai bambini, il percorso arancione. Sono gruppi di 20 persone che svolgono a seconda del percorso 4 specifiche tappe nelle quali potranno avere l'antipasto, il primo, il secondo e il dolce, per poi rientrare qui a Piazzale Consolini, al locale che ci ospita, il Bianconiglio, che ringraziamo, per la festa finale e i digestivi. La Proloco è onorata di organizzare questa manifestazione accanto a oltre 40 aziende del settore produttivo enogastronomico. Ringrazio i volontari e tutte le persone che hanno organizzato questo evento molto complesso da coordinare. Ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare il nostro assessore di riferimento, l'assessore al turismo Barbara Denardi. Ringrazio gli sponsor, l'azienda di Vani Leone, l'agenzia Marco Mometti, l'azienda 2CL, l'azienda Dibe, la distilleria Andrea da Ponte, studio enologico Michelette e negozio di Fratelli Pin. E ovviamente un grazie di cuore anche al locale che ci ospita, al Bianconiglio. Quanto importanti sono queste iniziative per la promozione turistica anche del nostro territorio? Sicuramente importanti, se pensiamo che ad esempio è appena partito un gruppo che viene dalla Lombardia, ci sono anche dei tedeschi e quindi sicuramente un modo per far conoscere fuori dalla nostra provincia e dalla nostra regione la nostra area, il nostro territorio. Pensiamo che il 50% delle persone che statisticamente, mediamente frequentano Rive Divine viene di fuori dalla provincia di Treviso.
dell'azienda agricola Prati di Meschio e quest'oggi, visto che da quest'anno abbiamo un agriturismo, quest'oggi abbiamo ospitato i partecipanti nella nostra verandina con i nostri salumi, la nostra birra, e oggi gli abbiamo fatto anche delle uova sode che come merendina mattutina non fa male, insomma. Quanto importanti sono queste iniziative che coniugano il paesaggio ma anche con i prodotti del territorio e la conoscenza delle strutture presenti sul territorio? Ma intanto è il bello che partecipano le aziende, quindi un po' ci fa un po' di rete, ci si conosce, e poi vedo che oggi c'è anche parecchia partecipazione di persone da lontano, diciamo, e questo quindi è molto interessante perché insomma si vedono facce nuove, culture diverse, che non guasta per farci anche pubblicità e per farci conoscere. Troviamo in via Rindola Bassa, siamo alla PPL, l'azienda agricola De Nardi Roberto. Noi siamo una PPL e abbiamo offerto dei nostri prodotti, gli insaccati che produciamo noi di puro suino allevato da noi e musetta, tipico veneto, una soppressa classica, una soppressa con all'interno il filetto e l'ossocollo, in modo tale da dare un assaggio di alcuni prodotti che produciamo appunto all'interno della nostra azienda. In questi gruppi che passano io rivedo alcune persone che conosco di Vittorio o comunque del luogo, e loro stessi riscoprono delle zone che magari normalmente non si va a visitare o si conosce addirittura. E poi per chi non conosce la realtà di Vittorio Veneto è un buon modo per conoscere queste produzioni locali o comunque per queste aziende. Siamo a 2 passi dal maneggio e i partecipanti hanno potuto entrare in contatto con i vostri cavalli. Certo, noi un'altra parte dell'attività che svolgiamo è la parte dell'associazione sportiva del Circolo Ippico San Mamante, e allora hanno potuto fare anche delle domande interessati a questi animali che ovviamente nutrono di un notevole fascino per tutti quanti. Nuova tappa di Rive Divine 2025, ci siamo spostati nel comune di Conegliano. Dove siamo? Siamo all'antica Quercia, azienda agricola biologica biodinamica di Scomigo. Che tipo di percorso hanno fatto i partecipanti di Rive Divine che sono arrivati qui? Allora, sono arrivati all'azienda agricola, che è l'ultima frazione del comune di Conegliano, prima di Carpesica, quindi Vittorio. Hanno attraversato tutta l'azienda, quindi sono passati sotto le nostre 2 querce, hanno visto gli appezzamenti dall'alto
e siamo approdati nel nuovo progetto della nostra azienda, che è l'agriturismo La Ghiandaia, un bed and breakfast che deve ancora aprire, quindi questa è un'anteprima assoluta per Rive Divine. Cosa avete offerto ai partecipanti? Abbiamo offerto un primo, quindi un pasticcio alle verdure per i nostri ospiti, e naturalmente un assaggio dei nostri vini. Abbiamo il nostro Colfondo, il Sualto e il Bruscade, che è rosso Colli di Conegliano. È un'occasione unica per noi che siamo operatori sul territorio di avere un contatto con chi ci vive nel territorio, quindi è veramente una bellissima soddisfazione, per noi doppia quest'anno, perché abbiamo avuto modo di presentare, come dicevo prima, in super anteprima agli ospiti di Rive Divine qualcosa che stiamo costruendo e che deve di fatto ancora aprire. Buongiorno a tutti e benvenuti. Come sta andando benissimo una giornata fantastica come oggi, penso che si possa solo scrivere negli annali. Sta andando benissimo, allora noi abbiamo proposto oggi al vostro giro, visto anche la giornata molto calda e visto anche il raduno degli alpini di Conegliano, un bel risotto tricolore, un risotto al pomodoro, una piccola mantecatura con del basilico e un ciuffo di ricotta fresca. Tutto accompagnato con del buon vino. Assolutamente sì, noi siamo produttori bio da oltre 6 anni, abbiamo i nostri vini biologici. Oggi abbiamo proposto il Verdiso, tipica qualità della nostra vittoriese, e abbiamo proposto anche un Bronner con un po' di Chardonnay, accompagnato naturalmente anche dai nostri rossi, un taglio bordolese con un Merlot Cabernet. Una delle figure fondamentali per la buona riuscita di Rive Divine è quella dell'accompagnatore. Gli accompagnatori in tanti infatti stanno portando in questa calda ma splendida giornata i vari gruppi a spasso per le colline del Vittoriese. Come sta andando e quante soddisfazioni dà questo tipo di iniziativa? Allora, la giornata, come hai detto, come hai anticipato, è splendida. Il posto dove siamo adesso, dal Moro Borel, ha una vista che è impareggiabile. Il gruppo che sto guidando è un gruppo bellissimo, simpaticissimo, che adesso andremo a conoscere. E che dire, niente di più di una giornata così fantastico. Il capogruppo non può essere che il nostro Gigi, eccolo là. Gigi, il gomito alto, più alto di tutti, eccolo là. Gigi, prego. È un po' caldo, però ci stiamo divertendo, il gruppo è bellissimo, amici e anche persone che non si sono mai viste, però stiamo condividendo una bella giornata. Il nostro gruppo si chiama Gomiti Alti, il motivo c'è, e siamo in 18. Che soddisfazione avete trovato nelle varie tappe? Soddisfazioni tante, perché il vino è buono, il mangiare è buono, a parte lo sgroppino analcolico che insomma non è eno. Noi siamo in un bellissimo territorio e naturalmente va valorizzato. Questa è una delle iniziative più, diciamo così, rappresentative, oserei dire, e naturalmente tutti i nostri prodotti che abbiamo nel territorio, a cominciare dai vini, naturalmente il Prosecco la fa da padrone, ma per non dimenticare la Soppressa Trevigiana o il nostro Spio di Marca, insomma tutti i prodotti che fanno parte di un territorio bellissimo che va scoperto.
Rive Divine 2025, da una tappa all'altra ci siamo spostati al Cortivo. Che cosa trovano qui i partecipanti? Spiedo con costicine e pollo e patate al forno e il nostro prosecco. Abbiamo un glera, un vino frizzante che spumantizziamo tappo corona. Raccontiamo un po' la vostra azienda e poi quanto importanti sono queste iniziative per la promozione delle eccellenze del territorio. Sicuramente sono molto importanti perché fanno scoprire delle identità piccole che ancora non sono molto conosciute. Noi siamo una piccola realtà, abbiamo qualche ettaro di glera e abbiamo un piccolo agriturismo da 35 coperti, e una terrazza meravigliosa sulle colline del Prosecco. Quanto è importante promuovere il nostro paesaggio, il nostro territorio anche al di fuori dei confini di Vittorio Veneto. Diciamo che è fondamentale, anche perché abbiamo delle grandissime opportunità dettate dal fatto che siamo comunque patrimonio UNESCO e non abbiamo soltanto clienti e turisti del territorio, ma soprattutto internazionali, principalmente americani, comunque Nord Europa. È fondamentale far conoscere non soltanto l'eccellenza del vino, ma anche tutte le grandissime eccellenze culinarie che abbiamo sul territorio. Buongiorno, benvenuti a tutti i nostri ospiti. Vivere il territorio con una passeggiata, con delle soste dove si può godere dell'enogastronomia tipica del nostro territorio è sicuramente un modo per portare poi con sé al ritorno a casa un ricordo indelebile di questi momenti e quindi di tutto il potenziale straordinario che la nostra area geografica offre ai suoi visitatori. Ci troviamo al Larin, che cosa avete offerto in questa che è una delle ultime tappe di Rive Divine? Allora, visto le temperature che sono molto elevate oggi, importanti, abbiamo fatto un gelato alla fragola che facciamo noi con un crumble alle mandorle e al mais, una cosa fresca, e poi dei biscottini sempre che facciamo noi, una crostata di pesche, una crostata di pere e cioccolato, un croccante di mandorle, così per completare il tutto. Accompagnate con? Beh, con il mio spumante dolce, Just se lo pronunciamo in dialetto veneto, o Just se vogliamo essere internazionali, il senso è uno solo, giusto, perché creando questo vino ho cercato il giusto equilibrio tra la parte sapida, che ce la dà l'85% di base glera metodo Martinotti, e la parte dolce che invece accompagna, spero degnamente, il dessert di Roberta, è dono del moscato fior d'arancio, che è in percentuale del 15% all'interno di questo mio blend. E si conclude qui il nostro reportage di Rive Divine 2025, oltre 250 i partecipanti che hanno potuto apprezzare le bellezze del nostro territorio accompagnate dal buon cibo e dal buon vino. Un plauso ovviamente a tutti i volontari della Proloco di Vittorio Veneto e a quanti hanno reso possibile l'iniziativa. Appuntamento ovviamente all'edizione 2026 di Rive Divine.